allora ecco l'appuntamento con la nostra rubrica del Memento. Julian Assange ormai è un nostro compagno, hermano da tanto tempo, perché lo stiamo seguendo da qualche anno purtroppo, e continua a essere in una situazione veramente difficile, e questi sono giorni difficili perché, come dicevo prima della pubblicità, si sta avvicinando e sembra che siamo prossimi alla data della sentenza che potrebbe decidere la sua estradizione negli Stati Uniti. Sì, ecco, ma non è solo il problema l'estradizione, diciamo, è che danno la possibilità agli Stati Uniti di processarlo in base a quale principio. Diciamo, è un principio assurdo, perché lui faceva informazione e ha fatto informazione su alcune situazioni dove l'America ha fatto danni e non si è comportata in maniera, diciamo, tra virgolette democratica, e solo per questo lui viene perseguitato, è stato arrestato, è in carcere, quindi sta già scontando una pena che noi riteniamo sia pressoché assurda. Con noi abbiamo proprio su questo argomento la nostra ospite che ci aggiornerà. L'urgenza di fare qualcosa e di insistere sulla libertà di Assange è importante, perché colpire Assange vuol dire che colpiscono noi, non Assange, perché Assange, se colpiscono Assange, impauriscono i giornalisti, impauriscono quelli che fanno informazione, impauriscono e terrorizzano gli editori, che naturalmente a certi argomenti si guarda bene da affrontarli, perché addirittura avremmo un precedente legale che condanna eventualmente e quindi mette in guardia tutti quelli che vi informano. E quindi saranno i nostri telespettatori e saranno chi legge i giornali che saranno colpiti a loro volta. Quindi non è un problema solo di Assange, ma è un problema anche nostro di democrazia. Con noi abbiamo un ospite molto importante. Certo, e la ringrazio per essere qui con noi. È tornata la professoressa Donatella Mardollo. Buonasera. Grazie a voi. Buonasera professoressa, buonasera. Lei fa parte del comitato veneto per Julian Assange e diciamo, coordina un po' quelle che sono le iniziative, che sono veramente tante ormai, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di questa situazione, ed è una situazione, come giustamente diceva Ermanno, anche per certi versi paradossale, perché Assange è accusato di spionaggio pur avendo fatto un lavoro giornalistico e non essendo cittadino americano, peraltro. Certo. Ma anche di più, nel senso, lui comunque è stato premiato a tessere onorarie di tantissime, della Federazione Internazionale del Giornalismo, della Federazione Italiana dei Giornalisti, ha preso tantissimi premi, è stato proposto per il premio Nobel proprio per, come dire, le sue azioni sono state a favore del pubblico interesse, cioè perché la gente sapesse cosa si è nascosto dietro il segreto di Stato. Nessuno di noi mette in dubbio che alcuni argomenti vadano tenuti segreti per la sicurezza dei cittadini, ma non viceversa, quando sono stati uccisi cittadini impunemente e si vuole come dire, nascondere questi crimini, o comunque non solo crimini, i crimini che conosciamo bene, quelli che lui ha pubblicato sulla guerra in Iraq, sulla guerra in Afghanistan, insomma tanti, ma proprio anche, come dire, lo spionaggio che c'è stato, ci sono stati spionaggi. Anche i file di Snowden ultimamente è stato scoperto che gli editori americani hanno nascosto cioè tutti i file che lui ha rilasciato sono file che denunciano una sorveglianza di massa da parte dell'agenzia della NSA
e questi non sono stati pubblicati da nessuno, cioè l'1% dei file che lui ha passato. Cioè, quindi qua parliamo di una cosa molto più grande. Mi pare che ultimamente, adesso non ricordo il nome della giornalista, ma anche in Francia sia stata arrestata una giornalista perché aveva cercato informazioni sui rapporti tra Francia ed Egitto, sulle armi, eccetera. Quindi qua è un attacco, diciamo, alla libertà di informazione e al giornalismo d'inchiesta, cioè quello che noi ci viene nascosto, diciamo, dal potere, dagli stati, certo. Così deve restare nascosto, ma noi siamo specialisti, no? Ustica insegna e anche altri fatti. Certo. Quindi questo fatto, poi c'è da dire che Assange è il primo giornalista, perché nel caso di Daniel Ellsberg, che aveva denunciato i fatti, diciamo, diciamo ciò che gli americani hanno nascosto della guerra in Vietnam, lui era un whistleblower, cioè vuol dire una fonte, era una persona dell'agenzia che ha denunciato, si è fatto le fotocopie, le ha portate fuori. Ma qui è il primo giornalista al mondo, perché lui comunque nel momento, a differenza nostra, che noi dobbiamo avere una certa tessera, no, per essere considerati giornalisti, in America invece non è così. Quindi quando uno fa informazione nei fatti è giornalista a tutti gli effetti, e quindi lui ha pubblicato, non ha passato nessuna cosa ai nemici, non ha messo in difficoltà, perché fino dal 2010 ad ora nessuna prova che ciò che lui ha pubblicato, naturalmente ripulito da nomi o da luoghi riconoscibili, avesse portato danni, cosa che invece gli Stati Uniti continuano a sostenere nelle accuse senza portare nessuna prova. Ma la cosa ancora peggiore e veramente gravissima è che hanno accusato un giornalista che non è americano, certo, però con una legge, l'Espionage Act, che non ti permette come giornalista di fare riferimento al primo emendamento, che è quello che ti dice che per il pubblico interesse io posso, come dire, certo. Posso anche giustificare. Il diritto e il dovere dell'informazione, questo è fondamentale, perché altrimenti priviamo la gente del concetto di democrazia. Se io non so i fatti, non posso nemmeno giudicare, e un domani vado anche alle elezioni e posso dare il voto a qualcuno che invece ha creato delle problematiche, ma soprattutto usare il segreto di Stato per coprire i crimini che ciascun movimento politico piuttosto che lo Stato ha commesso. È come dire, non si può più parlare delle fosse ardeatine, o non si può più parlare delle foibe, perché sennò è un crimine, non si può più parlare dei campi di sterminio perché è un segreto di Stato. Allora il segreto di Stato vale per tutti, vale per Hitler, per Stalin, vale per Tito, vale anche per gli altri stati che quando si comportano male, creano dei crimini, devono assolutamente prendersi le loro responsabilità. Certo. Prego. La questione poi appunto sapendo che già nell'ambasciata in Ecuador, in cui lui si è rinchiuso dal 2012, sì. Lui è stato, come dire, c'erano le spie, praticamente erano spiati dagli americani, e questa è un'inchiesta che è venuta dalla Spagna, cioè da giudici spagnoli, che è ancora in corso, e quindi lui non ha, come dire, non sono stati rispettati i diritti civili di una persona, no, che è quella di essere difesa e di avere riservato i colloqui con gli avvocati. Ma poi ci sono anche prove, sono state pubblicate da articoli di giornale, e si sta indagando su questo. È stato anche chiamato il capo della CIA di suo Pompeo, proprio perché era stato previsto un piano per uccidere Assange. Quindi
uno Stato che cerca di, come dire, fa dei piani e scrive nei propri documenti che vuole ammazzare questa persona o rapirla, ammazzarla o che insomma in qualche modo la vuole danneggiare, non può garantire che quel processo in America sarà un processo equo. Quindi ci sono veramente tantissime cose fuori posto in questo caso. Che non venga eliminato in carcere, perché questa è una delle soluzioni che spesso in America avviene. Sì, abbiamo un famoso, adesso non mi ricordo come si chiamava il mafioso, ma ne abbiamo anche noi che con la tazzina di caffè sono stati fatti fuori. Certo. Quindi poi le carceri americane, se già Belmarsh è un carcere tremendo, come molto peggio dei nostri di massima sicurezza, quelli americani sono terrificanti, quelli dove si dice che lui verrebbe processato e poi incarcerato e resterebbe in carcere fino alla fine dei suoi giorni, certo. Ecco, anche per i nostri telespettatori la rete offre molti spunti e molti contributi anche di interventi di Assange. Noi ne abbiamo raccolto uno per capire anche che cosa ha detto in alcuni suoi interventi, e sicuramente da queste parole si riesce a capire perché gli Stati Uniti vogliono che rimanga in carcere, certo. Possiamo sentirle assieme. There is no society. Non c'è più la società. Quello che esiste è una elite di sicurezza internazionale impegnata a spartirsi i soldi delle vostre tasse. Per combattere questa elite non servono petizioni, dobbiamo prenderne il controllo. We must take it over. Dobbiamo formare le nostre reti di forza e di valore reciproco che possano sfidare le forze e i valori egoistici dei guerrafondai. And self-interested values. In questo paese e in altri paesi che hanno formato mano nella mano un'alleanza per prendere i soldi dagli Stati Uniti, da ogni paese della NATO, dall'Australia, e poi riciclarlo attraverso l'Afghanistan, riciclarlo attraverso l'Iraq, riciclarlo attraverso la Somalia, riciclarlo attraverso lo Yemen, riciclarlo attraverso il Pakistan e poi lavare quel denaro nel sangue della gente. Mi pare che è molto attuale, visto che siamo in piena guerra di Crimea e tutto quello che stiamo anche soffrendo noi, anche perché la stiamo pagando noi la guerra, cioè a livello di pagamento, ne abbiamo appena parlato, di petrolio e di gas. Di conseguenza addirittura la sosteniamo involontariamente. Sì, la forza e quindi anche la cattiveria con cui si sfogano e lo perseguitano è proprio perché la forza che lui aveva messo in campo non era lavorare come purtroppo accade da noi, che ogni tanto accade da noi, ma anche in altri posti, che i giornalisti d'inchiesta devono avere delle fonti, no? Perché come fanno a scoprire queste cose? Mica se le possono inventare, altrimenti dobbiamo essere documentati. Quindi ci vogliono delle fonti. Se tu non riesci come dire, ad avere informazioni proteggendo la tua fonte, nessuno parlerà con te. E anche in Italia hanno attaccato in Francia questa giornalista è stata presa proprio per sapere la sua fonte. Quindi il problema è dei giornalisti e delle fonti che devono essere garantite, perché se tu lo fai nel pubblico interesse, non spifferi le cose a degli altri stati, tu devi essere garantito, altrimenti noi avremo un potere che non ha nessun contraltare, nessuno che mette in discussione le cose che si fanno. E normalmente cosa accade? Si accade che, a differenza di quello che ha fatto Assange, che aveva una schiera di giornalisti, una schiera di strumenti, la criptografia, e che ha pubblicato praticamente quasi in contemporanea, no? Le cose, le denunce, cioè, mentre noi di Ustica sappiamo le cose 40 anni dopo.
cioè viene tutto Non le trafugato, sappiamo neanche nascosto. tutte. Quindi 40 anni dopo sono morti tutti, chi se ne frega di 40, cioè chi se ne frega. Comunque non è quella l'informazione che noi vogliamo che nel giro di poco tempo, quando succedono certe cose, noi cittadini possiamo essere informati. Certo. Quindi questo è il problema. E questo, il motivo per cui lo attaccano è proprio perché la sua organizzazione, cioè ancora adesso Wikileaks, ha tutti i documenti pubblicati, e ancora adesso ci sono giornalisti come Stefania Maurizi che utilizzano le fonti per fare dei collegamenti con la situazione attuale, perché questi tal ministro, non so, certo. questo partito politico, ma perché gli americani che rapporto avevano con questi, oppure con la Russia? Cioè, i collegamenti ci sono ancora partendo dal 2010, non sono 50 anni fa, sono 10 anni, 12 anni fa. Ecco, io dicevo in apertura che questi sono giorni cruciali. Sono giorni importanti per Assange perché sembra che si sia prossimi alla sentenza, è così? Sì, ormai siamo all'ultima possibilità. Diamo sentenza per estradizione negli Stati Uniti, quindi Assad andrà negli Stati Uniti in base appunto alla richiesta. Diciamo che è l'ultimo ricorso che è stato permesso dalla legge inglese degli avvocati di Assange, per poter dibattere il contenuto, che non è mai stato discusso, cioè finora è stata fatta la richiesta, tra l'altro in ritardo, delle assicurazioni americane sul fatto che sarebbe stato trattato bene, eccetera, eccetera, è arrivata dopo la chiusura della prima udienza, che aveva bloccato l'estradizione per questioni di salute, perché lui comunque questi 11 anni tra carcere e situazioni di chiusura, di non libertà, insomma, sono passati sul suo fisico in maniera pesante, anche sulla psicologia, e questo è provato sia dalla Commissione per i diritti dell'uomo, la questione diciamo dell'ONU, della detenzione arbitraria. Questo è stato già deciso nel 2015, la Commissione aveva già detto che era una detenzione arbitraria. Poi nel 2021 nel 2019 il relatore ONU Nils Melzer è andato proprio in carcere e ha verificato con i medici che lui stava subendo delle torture, non nel senso fisico, però psicologico, e anche di quello che accade a una persona quando viene rinchiusa ingiustamente in spazi ristretti, tipo la cella di Belmarsh, che è 2 metri per 3, isolato, che non può incontrare gli altri, neanche gli altri carcerati, cioè come dire, una situazione molto difficile da superare, specie se uno è innocente, non ha fatto niente. Quindi siamo a questo livello, quindi questa è l'ultima risposta della giustizia inglese ai ricorsi, diciamo, della difesa. Si parla, doveva essere data una data a fine settimana scorsa, stiamo aspettando a giorni, e visto che si teme che succeda come è accaduto quando Assange è stato preso nella sede dell'ambasciata in Ecuador, cioè che dal detto al fatto si prenda l'uomo, viene fuori l'udienza, continuiamo con l'estradizione, lui venga preso e portato via in aereo. E quindi tutti quelli che sono in contatto, diciamo, con i familiari, con Stella Assange in particolare, stanno organizzando degli eventi senza data, cioè il Day X viene chiamato così, è il giorno in cui decideranno la data dell'unica udienza, diciamo, dove verrà fatta questa decisione. Saranno 3 giudici che potranno decidere, sarà un'udienza aperta, però come dire, se ci basiamo su quella che la penultima, diciamo, del giudice Swift, che con 3 pagine ha liquidato e ha detto se estradatelo, non è che ci aspettiamo niente di meglio, e quindi c'è uno strumento che si chiama Free Assange Emergency Toolkit, che si può condividere, cioè nel senso abbiamo un indirizzo internet www.freeassange-toolkit, casomai lo possiamo anche inquadrare, non so se riusciamo. Vediamo.
Ecco, comunque casomai ve lo lascio. E niente, quindi ci stiamo organizzando per fare un evento naturalmente a Londra, sarà la sede principale di questi eventi, ma in tutte le nazioni si stanno organizzando. In Italia ci sarà a Milano, Roma naturalmente all'ambasciata, il consolato di Milano e il consolato di Napoli, probabilmente anche Catania, dove si raduneranno tutti gli attivisti. Poi ci sono dentro questo toolkit che è fatto tradotto in varie lingue, quindi dall'inglese ma anche italiano, tedesco, eccetera, eccetera. Ci sono strumenti anche semplici come il nastro giallo con scritto Free Assange, cioè tutto ciò che si potrà mettere in atto tutti in contemporanea quel giorno. Bene, che sapremo, allora chiediamo ai nostri telespettatori di seguire questa situazione, perché è, diciamo, peraltro un nostro vantaggio difendere Assange, perché difendiamo la nostra libertà di informazione. Grazie della novità, se ha altre novità ci saremo collegati, eventualmente porteremo questo pezzo che abbiamo fatto vedere oggi, lo portiamo anche sul telegiornale, in maniera tale da ripetere più volte questa diciamo, vicenda che non fa bella la democrazia. No, è terrorizzante perché è un monito per tutti i giornalisti, per tutte le testate, come ha detto lei prima, ed è senza precedenti questo attacco, cioè non ci sono stati casi così. Quindi perduto Assange, come dire, è un precedente troppo pericoloso. Non a caso a novembre del 2022 le 5 testate che avevano collaborato nel 2010 e che avevano disconosciuto un po' Assange dopo aver pubblicato e fatto gli scoop, si erano allontanate. Loro hanno fatto un accordo, hanno scritto una lettera su questo. Adesso le ultime, oltre a quindi c'è un pericolo che gli stessi giornali che, come dire, hanno fatto gli scoop ma poi hanno taciuto, fatto marcia indietro, fratelli coltelli soprannominati, si sono esposti, ma adesso ci sono 63 parlamentari australiani, non di un unico partito ma trasversale, un gruppo trasversale, che hanno firmato una risoluzione che è stata portata appunto 3 giorni fa al Dipartimento di Giustizia a Washington, e che chiedono appunto di smettere di perseguitarlo e di liberarlo. Speriamo che qualcosa serva e che Biden, che va verso, c'è la campagna per le presidenziali, come dire, si metta una mano, cioè capisca che non sia neanche conveniente per lui avere questa prendere una decisione sulla testa, sì, ma anche recarlo, magari che si senta un po' più, diciamo, obbligato a fare una politica diversa da quella che faceva la madre, che è stata totalmente assente e, diciamo, contraria al fatto di salvare Assange, perché in quel momento, ma anche dopo, alla regina serviva ed era di suo vantaggio. Grazie. Grazie dell'intervento, e la ospiteremo nuovamente sperando di dare una buona notizia questa volta. Certo, grazie. Allora, mi raccomando, comunque stiamo tutti noi il nostro compito è quello proprio di essere vigili e stare ovviamente sul pezzo. Grazie alla professoressa Donatella Mardollo per essere stata con noi. Voi telespettatori restate sintonizzati, perché appunto vi aggiorneremo, sarà nostra cura informarvi il più presto possibile su quelli che sono gli sviluppi di questa vicenda. Adesso andiamo in pubblicità, al ritorno affronteremo ancora il tema dei vaccini, parleremo del Covid innanzitutto, perché c'è stata una recrudescenza, diciamo così, dei contagi, ma soprattutto perché sta per partire la campagna vaccinale Covid, campagna vaccinale per l'influenza, campagna vaccinale per tanto altro, soprattutto per i soggetti al di sopra di una certa età. Insomma, ci sono un sacco di vaccini da fare, li faremo, ne parliamo tra poco.